Fino ad ora tutto a posto, c'è la voglia di continuare, mantenere la vetta. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Fincantieri di Palermo, Fincantieri Sporting Termini, quarta giornata del girone B del campionato Under 17 siciliano. Chiamo lo schema, parte la battuta convinta in mezzo all'area, c'è stata una deviazione, poi c'è il tiro, la risposta di Sidoti. Ecco la proposta, secondo palo, Sidoti non la prende, la lascia scorrere con qualche brivido. Lanciato in profondità, scurato, c'è il tiro, la risposta con il piede di Sidoti. La battuta in mezzo, c'è il gol da parte di Marino. Si sblocca il match con Marino su situazione di calcio d'angolo 1-0. Attenzione però perché c'è scurato quasi davanti il portiere, prova ad angolare sul primo palo, ci riesce, 2-0 Fincantieri, la gioia per Carmelo Scudato. Scrimenti, appoggio per Scafidi, arriva davanti a lui Soldano, Tantillo può avanzare, lascia lì Scafidi, viene chiesto il tiro da parte sua, ancora Scafidi largo, Tantillo, primo palo, calcia, traversa. Sono tre a voler murare la battuta di Purpura e a giro sul primo palo. Lo Sporting sempre volenteroso, che non ha mollato del tutto. Prolungamento a cercare Balistreri, c'è il calcio di rigore per lo Sporting Termini. Balistreri, che gol sotto la traversa su calcio di rigore. Lo Sporting Termini la riapre con Alberto Balistreri, 2-1. Un terzino sinistro per un terzino sinistro. La battuta primo palo, Sidoti respinge su Calisti. Le speranze di fare bene sono aumentate, ma Tantillo è qui davanti alla porta, c'è il tocco di Sidoti, decisivo, si va a prendere l'abbraccio della difesa. Ancora Marino in profondità a cercare l'attacco della Fincantieri, Cilio all'improvviso al volo a battere Sidoti, gran gol, 3-1 Fincantieri dalla panchina. Cilio risponde Cimino, ma c'è il fischio dell'arbitro ufficiale, 3-1 Fincantieri sullo Sporting Termini.